Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani, non poteva mancare ai 50 anni di Federalberghi Veneto, un compleanno importantissimo, questo visti i successi e i grandissimi risultati della Federalberghi Veneto. Ma assolutamente sì, è un grande piacere essere qua. L'industria del nord-est rappresenta il cuore pulsante del nostro sistema, il turismo è il fiore all'occhiello della politica italiana, l'immagine del nostro paese. Una regione bellissima come il Veneto vanta una rete di ospitalità straordinaria, gli albergatori del Veneto hanno ottenuto risultati eccezionali nonostante le difficoltà di un momento con due guerre alle porte del nostro paese, ma evidentemente le bellezze e la capacità, perché non basta soltanto la bellezza, serve anche la capacità organizzativa, ha permesso al Veneto di accogliere tantissimi turisti italiani e stranieri, quindi un grande successo. Quindi il compleanno si festeggia bene. Ecco, questo è stato un anno record, si parla di numeri che potrebbero far superare i numeri del 2019, quindi se dovesse però augurare qualcosa ad Maiora per questa Federalberghi Veneto, per questo compleanno, cosa augurerebbe? L'anno prossimo di festeggiare il compleanno con più turisti di quest'anno. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buonasera a tutti, buon compleanno intanto a tutti gli albergatori di questa bellissima regione che è il cuore pulsante dell'economia del nostro paese, non soltanto del Triveneto. Noi dobbiamo guardare sempre con maggiore attenzione a chi intraprende e voi che siete operatori nel settore del turismo e avete avuto la capacità, nonostante le difficoltà, nonostante due guerre, nonostante l'inflazione, di ottenere dei risultati straordinari nella vostra regione. E l'augurio che vi faccio per questo compleanno è di festeggiare il prossimo con ancora un maggior numero di turisti, perché la nostra Italia merita presenze straordinarie, ma per presenze straordinarie servono anche imprese straordinarie. Sappiamo bene che viviamo un momento di grande difficoltà, però il nostro Paese fortunatamente è riuscito a non essere in recessione anche grazie all'azione del Governo, ma soprattutto grazie alla presenza di 4 milioni di piccole e medie imprese, molte delle quali sono nel nord-est. Noi lavoriamo tanto per curare, anche come Ministro degli Esteri, lo faccio in prima persona, per curare la nostra immagine all'estero e anche quando lavoriamo con la internazionalizzazione delle imprese, anche quando lavoriamo con tanti italiani che sono all'estero, cerchiamo sempre di fare in modo di accendere i riflettori sul nostro Paese. Quindi una buona politica estera serve anche a attirare turisti in Italia. Ecco perché la collaborazione con voi è di straordinaria importanza. Ho avuto l'occasione di occuparmi direttamente di turismo quando ero commissario europeo all'industria, allo spazio e al turismo. Sono stato il primo commissario europeo al turismo nella storia dell'Unione Europea e per me questo, come posso dire, è un fiore all'occhiello nella mia carriera politica ormai lunga, vista i capelli bianchi che porto. Il turismo è un settore fondamentale, noi stiamo cercando di fare in modo che la vostra realtà imprenditoriale possa essere sempre più sostenuta. C'è un problema che riguarda anche le assunzioni di personale non italiano, stiamo cercando di fare anche delle convenzioni con le università, l'ultima l'ho fatta ieri con l'Università per Stranieri di Perugia, per offrire alle nostre imprese personale anche qualificato, laureato che parla italiano, si è laureato 5 anni di università in Italia, quindi sono ben lieti questi giovani di venire a lavorare con imprese italiane, comprese quelle che operano nel settore del turismo. Siamo riusciti, togliendo il reddito di cittadinanza, a mettervi anche nelle condizioni di poter assumere persone regolari senza essere costretti a subire sempre la domanda: va bene, venga a lavorare, però se mi fai lavorare in nero. E non è giusto che l'imprenditore che rischia debba anche rischiare, se si fa male qualcuno che vuole lavorare in nero, di andare a pagare guai enormi. Questo per fortuna è qualcosa che è passato, abbiamo cercato di aiutarvi anche per quanto riguarda l'assunzione di personale a tempo. Oggi abbiamo fatto passare in Parlamento anche un emendamento che di fatto mette in campo il CIN. Questo è un modo anche per garantire la vostra competitività e obbligare a chi non era trasparente a emergere, quindi non ci sarà più sommerso e chi
fa attività diciamo simile alla vostra non può fare concorrenza sleale, ma deve essere costretto a dire che cosa fa e quali appartamenti alloggia. Quindi questo è un modo per far emergere sommerso, è un modo anche per avere più soldi nelle casse dello Stato, ma per garantire anche voi che operate in questo settore. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo di tutelarvi e garantirvi nel modo migliore. Io ritengo che noi dobbiamo continuare a essere un paese che deve avere i turisti, ma deve anche essere la porta del turismo europeo, perché l'Europa dovrebbe essere sempre più la prima destinazione al mondo, noi dobbiamo essere la prima destinazione in Europa, vincere anche la concorrenza con altri paesi, ma se noi riusciamo ad essere, qui a Venezia abbiamo un aeroporto che è uno dei più importanti d'Italia, ma ci sono anche altri aeroporti nella vostra regione, il Veneto può essere anche la porta per turisti che possono poi decidere di andare in Austria, in Germania, in altre parti d'Europa, in modo che visitata Venezia, visitate le ville del Palladio, visitate tante altre bellezze e passato qualche giorno qui, poi possa andare in Germania, cioè il turista che deve andare in Germania può cominciare a visitare il Veneto. Insomma, un'azione di promozione anche a livello internazionale. Le nostre ambasciate, voglio dirvelo in maniera molto chiara, lo dico al Presidente nazionale e al Presidente della vostra regione, le nostre ambasciate sono a vostra disposizione per far sì che tutte le attività promozionali nei diversi paesi del mondo, soprattutto quelle da dove arrivano turisti e dove ci può essere un mercato interessante per voi, vi permettano di presentare le opportunità e possano aiutare la vostra ad essere competitivi con realtà di altra parte. Io credo che ci siano grandi opportunità di fronte a noi. Penso al Giubileo, che non può essere soltanto una questione turistica, religiosa ovviamente, che riguarda la città di Roma, ma c'è tanto turismo religioso anche nella vostra regione, quindi credo che si possa utilizzare il Giubileo per attirare turisti anche nella regione Veneto. Questa deve essere un'opportunità da non perdere. Noi siamo naturalmente a vostra disposizione, perché poi il Ministero degli Esteri è coinvolto direttamente nella organizzazione dell'evento, quindi siamo a disposizione per darvi e per permettervi di essere veramente sempre più competitivi. Naturalmente poi dovremo lavorare per rafforzare le infrastrutture, dovremo lavorare anche, abbiamo parlato oggi a lungo anche a Confindustria Venezia, del porto di Marghera, dobbiamo incrementare le presenze, l'aeroporto di Venezia già va molto bene, però credo che anche possano esserci, attraccando in porti diversi, utilizzare anche altri tipi di presenze turistiche che possono arrivare via mare. Poi spero anche che con il traforo del Brennero in futuro ci possa essere un incremento delle presenze turistiche anche che possono venire dal nord via ferrovia, e questo significa veramente per questa regione avere la possibilità di fare ancora un balzo in avanti. C'è la realtà dei Balcani, noi stiamo lavorando tantissimo nei Balcani per rafforzare il ruolo dell'Italia. Abbiamo certamente una competitività con la Croazia, ma non vedo perché debbano andare soltanto a vedere le bellezze create dalla Serenissima in altre parti al di là dei confini nazionali, non venire a vedere direttamente dove c'era la Serenissima. Quindi anche qui dobbiamo attirare turisti, anche turismo ricco, non soltanto turismo di massa che viene da paesi dei Balcani. C'è molto interesse, c'è una concorrenza, ma noi dobbiamo far sì che il nostro paese sia protagonista, e il Veneto ha tutte le carte in regola perché ha montagna, mare, ha tutto, quindi città bellissime, straordinarie. Io organizzerò anche un grande evento a Verona il prossimo anno con le imprese italiane che operano in Cina, quindi anche questo sarà un'occasione per abusare della vostra pazienza e utilizzare la vostra capacità di ospitalità. Bene, il governo è a disposizione, io sono a disposizione, il mio ministero che può fare molto per
presentare la vostra immagine all'estero, è a disposizione di tutte le imprese, perché il nostro dovere è quello di fare politica estera per far crescere l'economia italiana, e il turismo è una parte farvi buon compleanno e darvi alcuni messaggi positivi di impegno del governo su alcuni temi, quelli delle assunzioni, quelli degli stranieri, quelli del CIN, che possono essere di vostro interesse. Rimango a disposizione magari per incontrarvi in occasione di manifestazioni più legate al dibattito politico imprenditoriale, quindi vi lascio alla festa. Ancora buon compleanno e grazie per avermi invitato, è un grande piacere per me stare qui con voi. Prima, Presidente Schiavone, ho chiesto un regalo di compleanno. In verità lui prima è stato molto più succinto nelle interviste off records, adesso si è dilungato di più. Però diciamo un regalo di compleanno brevissimo, se potesse dare adesso un regalo di compleanno a Federalberghi Veneto, cosa gli darebbe? Ma una serie di contratti con tour operator che portano turisti in Veneto durante tutta la stagione, anche durante la bassa stagione, perché possano gli alberghi sfruttare al massimo la loro grande capacità di ospitalità. Perché a un imprenditore che cosa gli devi dire? Di avere successo nel proprio lavoro, e devo dire, perché non ne parliamo mai abbastanza, il mio partito è stato fondato da un imprenditore che tutti quanti voi conoscete, che purtroppo non c'è più. Ma il grande successo di un imprenditore, e voi lo siete, non è quello di fare affari, che è una cosa certamente bellissima, da successo. Ma io credo che ogni imprenditore in cuor suo, quando ottiene un successo economico professionale, possa dire a 5, 10 giovani, vieni a lavorare, ti do un posto di lavoro, e questo magari fa sorridere qualche famiglia o qualche disoccupato. Questo credo che sia la cosa più bella che possa fare un imprenditore. A volte non è facile, però credo che voi possiate fare molto anche per il futuro del nostro Paese, perché senza impresa non c'è lavoro. Senza lavoro non c'è né libertà né dignità. Grazie per metterci sempre la faccia, grazie per rischiare in proprio, grazie per far lavorare tanti italiani, anche tanti stranieri, che se non lavorassero da voi chissà cosa farebbero. Quindi grazie, grazie di cuore per quello che fate. Grazie. Grazie anche, voglio ringraziare, visto che poi è un vostro conterraneo, io sono un povero terrone, Matteo Zoppas, che è una delle persone che lavora con me tutti i giorni, essendo la guida dell'ICE. Sono molto contento, rende onore alla vostra terra e fa una buona propaganda al Veneto, quindi grazie, grazie di cuore. Bene, grazie. Io non voglio trattenerla oltre, so che i tempi stringono, quindi ancora davvero un ringraziamento. E chissà, magari non l'aspettiamo per i prossimi 50, ma speriamo il prossimo. Magari l'anno prossimo. No? Esatto. No, poi vengo come turista in qualcuno dei vostri alberghi, oppure come ministro, chi lo sa, qualche cosa. Stanotte dormo in un albergo veneto, quindi sono un vostro cliente. Questo è un bel regalo che lei sta facendo. Beh, non è la ovviamente volta, alla nostra associazione. È un grande piacere stare in questa bellissima regione, che merita molto, deve essere seguita, merita anche una grande attenzione da parte del nostro governo, ma sappiamo bene che il Veneto, insieme alle altre regioni del nord-est, veramente aiuta tanto l'economia del nostro Paese. Grazie, grazie di cuore. Un ringraziamento ancora al Vice Premier Antonio Tajani. Grazie ancora e ci auguriamo di vederla presto ancora nel nostro territorio. Grazie, grazie ancora. Grazie.